Ci ha lasciati un'altra figura agrigentina di grande spessore umana e professionale. Domenico Marchica, politico di lungo corso e più volte consigliere comunale ed assessore di Agrigento, dirigente amministrativo dell'ospedale psichiatrico, componente del comitato di gestione della vecchia ASL. Da alcuni anni si era anche dedicato con passione e generosità al sociale, ma forse non tutti ricordano che Domenico Marchica è stato per un paio di anni presidente dell'Acregas, quello della svolta. Proprio con lui lo stadio Esseneto si trasformò in quello che ammiriamo oggi, dal polveroso fondocampo a quello in erba e ristrutturato totalmente. La compagine biancazzurra, stagione 1986-87, giocava nel campionato di Serie D, e allora si chiamava Interregionale, e quell'anno la squadra si classificò al quarto posto. L'allenatore era Guido De Maria, si giocava a Porto Empedocle e schierava la seguente formazione: la Gaipa Capraro Signorello, Culotti, Perdichizzi, Lorenzini, Quaglia, Pasquale Iacono, Chico, Manga, Ingrassia, mentre in panchina c'era un giovane portiere di Menfi, Bursi, Chirulli, Agrigentino e Ciccarelle, anche questo è cresciuto nella Valle dei Templi. La stagione successiva, 87-88, Domenico Marchica, insieme ad altri amici, con i compianti Agro e il dottore Lodico, cercò di salvare squadre e società, ma quell'anno il calcio biancazzurro scomparve. Influì la solita crisi economica ed il dovere giocare perennemente fuori casa a Porto Empedocle, in quanto l'Esseneto era in fase di trasformazione. Ricordiamo i tecnici d'allora che si succedettero al capezzale del gigante: Tonino Lorenzini, Pulvirenti e poi Gaetano Longo. La stagione successiva, grazie all'intervento dell'onorevole Filippo Lentini, rinasce il calcio biancazzurro, ma questa sarà poi l'inizio di un'altra storia. Personalmente, da giovane cronista d'allora, serbo dei bei ricordi del dottore Marchica, disponibile, collaborativo e un grande appassionato dei colori biancazzurri. Alla signora Marchica e ai figli Luca, Alessandro e Gaetano le più sentite condoglianze, unitamente alla redazione di Televideo Agrigento.